Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Bene, allora siamo qua, eccoci, finalmente siamo ritornati, almeno questa è la speranza, speriamo che tutto funzioni perfettamente, perché questo è un ulteriore tentativo di fare questa puntata di Made in Polesine. Ciao a tutti, io sono Davide Stefanelli e c'è anche il nostro amico e Leandro Maggi. Buongiorno Davide, buongiorno incliti ascoltatori, come state? Buongiorno, avevamo un po' di voglia, effettivamente aspettavamo questo momento di rientrare con il nostro appuntamento settimanale e questa è veramente l'occasione giusta per farlo. Poi dalla prossima settimana torneremo anche in radio e quindi tutto si normalizzerà. Ecco, va bene. Allora, posso andare con i titoli? Vado? Dai. Allora, i titoli di oggi di Made in Polesine: visite, esami ripartono, avvio fase 2. Ecco, lo aspettavo perché questa è la nostra priorità. Proviamo a rispondere alle domande più frequenti. Cosa succederà praticamente dopo il 4 maggio? Eccolo qua. Poi spettacolo e turismo, le categorie più colpite da questo virus. Eccolo qua. Cosa lascerà questo periodo? Ultimo, ma non ultimo, ecco, negozi chiavi al sindaco Gaffeo a Rovigo. Questo è un bel titolo, veramente. Bene, allora con questo abbiamo fatto la nostra introduzione per quanto riguarda Made in Polesine di questa settimana e noi tra pochissimo ripartiamo. Bene, allora siamo rientrati e adesso siamo pronti ad affrontare questo primo titolo di oggi, di questa puntata di Made in Polesine. Parliamo di visite, esami ripartono in questo avvio, questa fase 2. Cosa succederà? Allora, ripartono le visite e gli esami che sappiamo sono state sospese in questo periodo per l'emergenza coronavirus e finalmente si torna a un minimo di normalità dopo il 4 maggio. Sarà vero, sarà cosa, non si sa. Comunque in ogni caso il direttore generale Antonio Compostella ha detto che appunto riprenderanno le liste d'attesa, cioè le visite, ci saranno liste d'attesa naturalmente più lunghe, però comunque un minimo di normalità che è quello che tutti ci aspettiamo in questo momento qua. Sappiamo che tante visite specialistiche sono state sospese, che i dottori non possono ricevere in ambulatorio solo in casi particolari, quindi questo secondo me è uno dei sintomi che qualcosa forse dal 4 maggio cambierà e ce lo auguriamo con tutto il cuore. Tra l'altro non si fermerà l'esecuzione dei tamponi e si faranno, come abbiamo visto nelle immagini in altre parti del mondo, si faranno seduti in macchina e quindi in sicurezza per quanto riguarda sia gli operatori che le persone che vengono appunto tamponate. Bello il termine tamponato, però. Sì, tamponato, poi magari qualcuno lo può anche intendere in altre maniere, però non siamo ambigui. Tu c'hai la malizia dietro insita in te. Tu c'hai la malizia insita in te. Comunque dai, che dire, tu non avere tantissimi casi di persone positive, tra l'altro non abbiamo avuto tanti decessi, qualcuno purtroppo sì, però siamo stati una delle zone d'Italia meno colpite. Perché? Perché forse siamo bravi, forse anche per quello, forse perché anche la densità di popolazione del nostro territorio è diversa da altre densità di popolazione, siamo fondamentalmente una zona rurale e di campagna, questo perlomeno in questo caso ci dà qualche fatto positivo. Forse siamo più ubbidienti, ecco, magari rispetto che ne so, alle grandi città, insomma, dove c'è magari anche la possibilità o l'esigenza di muoversi un po' di più rispetto alle nostre zone, però questo non vuol dire niente, insomma, vuol dire che noi siamo un tantino più bravi, dai. Beh, c'è da dire che nelle città ci sono dei condomini che hanno tanti abitanti come Taglio di Po, quindi vabbè, abbiamo già detto tutto, dai. Basta che ci sia un positivo in un condominio che ha 7, 8 mila, 10.000 abitanti,
diventa abbastanza virale la faccenda. Ma questa è un'altra storia. Comunque dai, noi ci siamo comportati bene, speriamo di essere ancora fortunati nel ritorno, nella fase 2, e va bene. Io direi in questo momento qua di mettere un po' di musica, come solo Radio Viva sa fare, come solo tu nella tua grandissima esperienza di ex DJ riesci a fare. Bene, ringraziamo la ruffianata, ci sentiamo tra poco, dai. Allora, siamo rientrati, siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medi Polesine, come sempre Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso il secondo titolo che andiamo ad affrontare, molto molto interessante anche questo. Proviamo a rispondere alle domande più frequenti, praticamente cosa succederà dopo questo 4 maggio. Non ritornerà tutto alla normalità, è impossibile, insomma, ci arriveremo pian pianino, però insomma, cosa succederà effettivamente? Cosa dire? Allora, cosa succederà? Penso non lo sappia nessuno. Sì. Sappiamo cosa possiamo chiedere per quanto riguarda la fase 2, che parte in una prima parte, scusa il gioco di parole, appunto il 4 maggio. Proprio l'altro giorno ho intervistato il sindaco di Taglio di Po, che è appunto il paese dove abito, e abbiamo fatto una serie di domande, e a queste domande ci ha risposto in maniera impeccabile, anche se anche lui su certe cose non sa dare risposte, perché c'è stata un po' di confusione, un po' di attrito tra quello che diceva il Roma, così tra virgolette, e quello che voleva e quello che ha dichiarato anche il governatore Zaia. Però proviamo a rispondere un po' di domande. Inforco gli occhiali perché sono ciccato. Allora, la prima domanda che abbiamo fatto: si può fare attività fisica fuori casa? Sì, pur con le dovute misure di sicurezza, quindi vuol dire stare sempre lontani da perlomeno un metro dagli altri, mascherine, eccetera, eccetera, e guanti. Si può andare a trovare un parente? Sì, anche qua in questo caso si può andare a trovare un parente nel territorio comunale per casi abbastanza, come si dice, importanti, tipo problemi di salute, le congiunte, eccetera. Si può andare anche all'interno della regione Veneto. Ricordiamo che c'è una certa libertà, ci sarà una certa libertà dal 4 maggio nella regione Veneto, però la stessa libertà non ci sarà per altre regioni, quindi bisognerà ancora premunirsi, avere l'autocertificazione, o perlomeno avere la giustificazione se ci firmano e ci chiedono appunto il motivo perché ci stiamo muovendo. Una cosa che abbiamo chiesto: si può prendere il gelato? Il gelato si può prendere, però si può solo ordinare attraverso online o una telefonata. Prendere il gelato alla vaschetta non si può mangiare camminando, né questo né il panino né il caffè, siccome qualche bar probabilmente ha annunciato, perlomeno qua nel nostro territorio, che farà il caffè da sport. Il caffè da sport in teoria si potrà consumare solamente all'interno dell'ufficio o all'interno della propria abitazione. Cosa succederà? Succederà che probabilmente a un certo punto si chiuderà un occhio e forse la maniera per arrivare alla normalità sarà questo. Tana libero a tutti, si fa un po' come vogliamo, cioè, uno prende un gelato, se lo deve andare a mangiare a casa a 1 chilometro di distanza, tanto si scioglie, cosa fa? Neanche una leccatina. Vabbè, esatto, è una cosa impossibile questa da farsi, dai. Ecco, poi dopo si può andare al cimitero? Sì. Anche questa qua è una cosa che in tanti hanno chiesto, perché noi abbiamo il culto dei sepolcri ed è una cosa da rispettare naturalmente, e sembra appunto che si può andare senza problemi, si può andare però con mascherina, con guanti, se non ci sono i guanti, con i detergenti per le mani adeguati, leggi a mucchina. Poi si possono fare i riti civili di matrimonio? Sì, senza persone, solo con i testimoni. Si possono fare i funerali? Sì, massimo 15 persone, questo dal 4 maggio, adesso ancora i funerali non si possono fare. Poi dopo, un altro motivo di contendere era: si può andare nella casa di vacanza. Si può andare nella casa di vacanza solamente se si devono fare dei lavori di restauro oppure di stralcio a erba, eccetera, eccetera. Non si può soggiornare, quindi in teoria devi andare nella casa di vacanza e ritornare indietro. Se la tua casa di vacanza è a Belluno, nel territorio regionale, lo puoi fare, però poi dopo non puoi star là a pernottare o dormire o star là a vacanzare. Altro problema: se uno c'ha la casa di vacanza, che può succedere qua da noi, nei lidi ferraresi,
non può. Non può andare perché è un'altra regione, praticamente. Un'altra regione. Vabbè. Che so, a Sottomarina o a Rosolina Mare lo potrebbe. In teoria sì. Vabbè, poi si possono fare gite in bicicletta sugli argini, sì, però solo nel territorio comunale. Io che abito a Taglio di Po e tu che abiti a Portoviro, se io volessi andare a fare un giro in bicicletta nell'argine tuo di Portoviro, no, non si può. Devi stare nel tuo argine. Ognuno nell'argine suo. Vabbè. Uno dall'argine del Portoviro e l'altro da Taglio di Po ci salutiamo con la manina. Eccetera. Ecco, queste sono le risposte che giustamente ci ha dato il sindaco di Taglio di Po. Abbiamo capito che anche lui su certe cose è imbarazzato, però tant'è, questo qua è più o meno la regola che dobbiamo seguire un po' tutti. Detto questo, io direi di mettere un po' di music e ci sentiamo tra pochissimo, dai, tra poco, per continuare Made in Polesine. Allora rieccoci pronti per ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Io sono Davide Stefanelli, Portoviro, lui è Leandro Maggi e si trova a Taglio di Po e abbiamo fatto questo aggregamento, se così possiamo definirlo, per appunto realizzare questa puntata di Made in Polesine. Allora, prossimo titolo: spettacolo e turismo, le categorie più colpite, e noi sappiamo qualcosa, insomma, ecco, perché nel nostro piccolo stiamo dentro. C'erano un po' tagliati fuori, così. Allora, ci sono tante categorie che sono in difficoltà: ristorazione, bar, eccetera. Sicuramente quando riprenderanno saranno veramente penalizzati. Hanno chiuso per 2 mesi. Si parla che i bar e i ristoranti apriranno il 1° giugno. Abbiamo detto che c'è anche la difficoltà per quanto riguarda parrucchieri, estetisti, e barbieri, eccetera. Però secondo me le 2 categorie che più sono colpite sono, sempre secondo me, ripeto, lo spettacolo e il turismo. Turismo per problemi che abbiamo capito. Non ci si può muovere, se vai in un paese straniero probabilmente dovrai anche rispettare la quarantena. Prima e dopo gli aerei sappiamo che dovranno poi adeguarsi a tutte le regole, quindi non si sa ancora come ci si potrà comportare, treni eccetera eccetera, e quindi il turismo sicuramente prenderà la batosta che avrà bisogno di tanto tempo per recuperare. Ma poi dopo è uno dei settori che ne parla poca gente purtroppo, è il discorso dello spettacolo, perché nello spettacolo abbiamo sempre nel nostro immaginario il super VIP che vende milioni di dischi, ma dietro questo ci sono un sacco di professionisti, i service, i fonici, i musicisti, e le persone che fanno piano bar, le persone che fanno karaoke, eccetera eccetera, che probabilmente cominceranno forse a veder muoversi qualcosa, ma forse da settembre in su. Decisamente è una delle cose più penalizzanti in assoluto per quanto riguarda le categorie che stanno soffrendo per questa emergenza. La cosa più brutta è soprattutto anche che non siano date certe, cioè non si sa, si parla a settembre, forse, ma chi lo sa, magari si andrà ancora più avanti. Poi c'è anche, si dice che in autunno questo virus probabilmente prenderà ancora un po' più di piede rispetto alla stagione estiva, però anche queste sono tutte cose da valutare che non si sanno, quindi si vive in questa incertezza totale e nessuno sa cosa succederà magari durante l'estate o subito dopo l'estate, e questa è una cosa certa che non ci fa piacere. Ma sicuramente, in ogni caso, io prima di dire che, come lo stanno dicendo in tanti anche tecnici politici eccetera, che in autunno riprenderà, io perlomeno questa qua me la risparmierei, cioè, già siamo in un clima di terrore, diciamo a non dirlo e vediamo cosa succede, perché sennò nel frattempo troveranno pure una cura, qualcosa, perché in questa maniera non ne veniamo più fuori. Il discorso economico è sicuramente una delle cose più importanti, ma anche dal punto di vista psicologico non ne veniamo più fuori.
E siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, e quest'oggi abbiamo deciso di fare questo esperimento, che mi sembra che stia andando veramente molto bene, nel senso di questa trasmissione in diretta, ognuno dalla propria abitazione, dalla propria sede praticamente. Dai, allora, prossimo titolo, cosa lascerà questo periodo che ci sta veramente devastando, ecco, diciamo, perché è un periodo molto brutto, molto negativo, insomma, eravamo abituati a fare certe cose, adesso non si può più fare, ma però insomma lascerà il segno, sicuramente sì. Allora, cosa lascerà secondo me, che questa è la mia impressione? Innanzitutto dimostrato che nelle emergenze l'Italia si comporta molto bene. Abbiamo visto tanta solidarietà, tante persone che si sono tirate sulle maniche, abbiamo rivalutato una categoria che è quella sanitaria, abbiamo qualche perplessità per quanto riguarda i nostri politici, ma questo ormai ci siamo abituati, e secondo me una delle categorie politiche che più si sono comportate meglio sono i sindaci. I sindaci che molto spesso sono stati lasciati soli, hanno dovuto prendere decisioni anche per l'indecisione che da Roma è partita e poi anche forse dalle regioni, e quindi ecco, lascerà che l'ultimo presidio, lo scaricabarile, come diceva Kennedy, finisce qui, finisce appunto dai sindaci, molto più presenti, molto più importanti, molto più, secondo me, attivi di tanti nostri politici che hanno fatto del bla bla e del parlare una professione ma non una missione. Poi la televisione ha dimostrato che ha tutti i suoi anni, nel senso che è stata superata secondo me dai social, dal web. Il web ha superato sia la televisione che la carta stampata, con tutti i difetti che può avere il web, tipo fake news, eccetera, però arriva molto prima di tanti altri media. E questo lascerà, secondo me, sul campo questo periodo. Poi, una cosa che lascerà è questa accelerazione da parte di tutti noi alla tecnologia. Non avremmo mai pensato io e te di fare un programma radiofonico online, non si era mai pensato in Italia di fare smart working, invece ci stiamo arrivando ed è una cosa che ormai è entrata nell'immaginario anche delle persone più adulte e meno portate per questo. Quindi fare smart working sicuramente è una cosa che secondo me, come dicevi tu, non finirà anche quando questa pandemia sarà debellata, sarà finita. Sicuramente qualcuno continuerà a farlo perché insomma, ci sono dei vantaggi di trasporto, inquinamento, quindi se uno riesce a fare la propria attività da casa senza avere diciamo la necessità di spostarsi appunto in automobile o con i mezzi pubblici per quanto riguarda le grandi città, è sicuramente un vantaggio per l'ambiente, sicuramente. Vabbè, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Comunque qualcosa lasciato sia positivo che negativo. Bene. Allora, cosa facciamo? Ci sentiamo un altro pochino e poi un altro argomento che ci aspetta, naturalmente qui su Made in Polesine Web TV. Ultimo argomento allora di oggi, per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine, parliamo di negozi chiavi al sindaco Gaffeo a Rovigo. Allora, lo prendo da un articolo fatto l'altro giorno da il Corriere della Sera Rovigo-Padova. Allora, le chiavi dei negozi restituite al sindaco. Crisi economica da virus, clamorosa protesta annunciata dai commercianti. Praticamente al sindaco Edoardo Gaffeo hanno dato le chiavi dei propri negozi perché non possono più resistere in queste condizioni. È la protesta annunciata per domenica alle ore 12 in piazza Vittorio Emanuele, a cui hanno aderito molti commercianti del capoluogo. Il punto è la carenza di chiarezza sulla riapertura per tempi e modalità. Sulle barricate c'è anche la Confesercenti, la Conf Cooperative, insomma c'è un po' di movimento di persone che reclamano appunto che sono state lasciate da sole. Fa il paio un po' con tutto il discorso che abbiamo fatto oggi. C'è effettivamente molto spesso non chiarezza su quanto succederà e quanto dovremo affrontare dopo il 4 maggio.
Che dire, solidarietà l'abbiamo già espressa prima per gli amici dello spettacolo, per gli amici del turismo, adesso diamo la stessa solidarietà a ristoranti, bar e negozianti, però penso che le categorie che abbiamo citato avrebbero bisogno di più rispetto e dovrebbero essere un pochino più informate di quello che succederà. Come ripeto, non diamo la colpa assolutamente ai sindaci, anche se in questo articolo si parla appunto di portare le chiavi al sindaco di Rovigo, perché secondo me i sindaci hanno pochissime colpe, molti pregi, e quindi meditiamo che forse bisogna rivedere certe cose un po' più in alto. Sì, prima infatti abbiamo elogiato molto i sindaci rispetto ai nostri politici, diciamo, nazionali, e questo va a cozzare un po' con quello che abbiamo detto prima, perché questa protesta un po' magari vuole evidenziare che il sindaco appunto di Rovigo non abbia fatto le cose con chiarezza, ma però insomma l'incertezza è veramente tale in questo periodo che è veramente fatica, insomma, da dare delle risposte precise ai cittadini. Speriamo che la cosa si risolva in maniera positiva e non ci siano altre conseguenze, insomma, più gravi sicuramente. Ok Davide, abbiamo finito la nostra puntata online di Made in Polesine. Naturalmente è sempre un piacere vederti, ma faremo quanto prima anche una trasmissione, spero dalla prossima settimana, nei nuovi studi di Radio Diva. E che dire, saluto te, saluto Maurizio, saluto tutto lo staff, saluto tutti gli amici che ci ascoltano, ci vedono, eccetera eccetera, e speriamo che fra pochi mesi diremo ma ti ricordi che il periodo che 2 mesi siamo stati in casa, eccetera eccetera. Io ti ringrazio per questo collegamento. Sapete che lui è l'artefice, diciamo, quello della communication, quello che organizza tutto quanto, è quello che mette a puntino tutte telecamere e tutti i collegamenti che noi facciamo. Va bene, grazie quindi a Leandro Maggi per questo tuo apporto tecnico. Cosa dire? Dai, ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Made in Polesine. Sicuramente la prossima settimana sarà anche radiofonico. Va bene? Ok? Sai cosa vorrei io? Di fare il countdown, però lo fai tu. Lo faccio io il countdown, posso farlo? L'avevo sempre fatto io, quindi ti ringrazio per l'ennesima occasione. Allora, per quanto riguarda Made in Polesine, grazie a tutti, parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro classico countdown non può mancare assolutamente. 3, 2, 1, chapeau! Ciao a tutti! Ciao ciao! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.